spruzzo, nel cuore un dolore immortale, una guerra e un marito che non torna a Natale, la vecchia una stanza, un'assurda speranza e una stufa che scalda l'inverno. Mi dice la storia non cambia, cambia solo il governo, ma rimane l'inferno, la rosa, la fiamma, i vestiti supplenti, i pagliacci e gli addetti ai lavori, bestemmiare sui miei compleanni per paura di avere 30 anni. Praticamente io dopo che le scrivo me le rileggo e lì capisco quello che scrivo, capito? Perché io prima scrivo con la pancia. No, è così, scrivo con la pancia e dico ma che cosa scrivo? Perché infatti quando è uscita La vecchia ondetta di bronzo io pensavo che ero matto, ho detto beh qui è finita. Poi invece dopo quando l'ho riletta ho detto vedi, tutto filava, ecco perché io dico che sono tutti miracoli poi alla fine le canzoni. Non me lo so spiegare, quindi ecco. Cioè, davanti a un microfono con la chitarra è tutto più facile, poi a spiegarle è difficile, ma è difficile perché non le capisco neanche io, cioè io le capisco dopo che le ho scritte.